Ottobre, con la sua pioggia, ci ricorda che questo è tempo di funghi. E proprio come un fungo è spuntata in Albo Pretorio una delibera di giunta che dà mandato a un avvocato di raccogliere il testimone da un altro avvocato per un procedimento davanti al TAR del Veneto. Un ricorso per cosa? Per il piano MAR, proprio quell'annosa vicenda legale iniziata anni e anni fa attorno alle torri portoghesi. Stiamo parlando della vecchia causa di 10 anni fa, non c'è ancora appunto una quadra conclusiva sulla variante del piano MAR, quindi è chiaro che le azioni legali vanno avanti e come comune ci difenderemo. Ricordiamo che quell'azione legale proposta appunto da Numeria in riferimento allo stralcio, alla cancellazione di quell'approvazione del piano delle torri di portoghesi e quindi giustamente hanno chiesto i danni come previsto dalla norma. A fare ricorso è il privato coinvolto nel progetto, ovvero Numeria, la stessa società che solo qualche mese fa si era seduta al tavolo di una conferenza stampa dell'amministrazione Pavan su un nuovo assetto del piano MAR. In quell'occasione l'amministrazione dispensava sorrisi e propositi che facevano intendere di un rapporto cordiale, di una pace di fatto che mettesse una pietra sopra al passato. A leggere la delibera di questi giorni, però, la realtà è tutt'altra perché Numeria vuole i 2,5 milioni chiesti al comune come danno, senza contare interessi e valutazione monetaria. Un'amicizia di convenienza? Beh, di certo conviene a Numeria farsi risarcire e di certo non conviene al comune che dovrebbe pagare, o peggio ai cittadini, che alla fine sono quelli che aprono in concreto il portafoglio. È chiaro che i rapporti di dialogo ci sono ancora, stiamo cercando appunto di andare avanti con la conclusione del piano, però non bisogna dimenticarci che ci sono delle azioni legali in corso, che il tempo passa e che quindi appunto si arriverà a giudizio nel quale ovviamente noi ci difenderemo. È quello che è successo nella partita di via Capitelvecchio con Finpengo, abbiamo raggiunto un nuovo accordo e ovviamente tutte le cause legali sono state stralciate ed è quello che cercheremo di fare anche con il piano MAR.